Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Palle, esattamente, diciamo. perché Gente che ha le non spalle. banale Gani. Ciao, presto, ciao. Sì. C'è freddo e umido, umido e freddo. Borgo Stazione, e questo è molto importante perché questo quartiere stiamo facendo un lavoro molto importante contro corrente e contro vento. Scusa. A todos quiero desearles siempre felicidad en su gran presente. Es el momento de que gocemos mucha paz, vengan a cantar. Non ci facciamo dettare l'agenda dai fatti di cronaca. I'll pretend that I'm kissing the leaves I am missing. Un applauso per questa graziosa creatura. Abbiamo un ragazzo dell'Africa, perché anch'io sono africano, quindi ragazzi vedono un buon africano come noi. Marco Violes chiama, Anna Paola risponde. Abbiamo solo da imparare dai migranti. Loro sanno cosa vuol dire stare dentro a una comunità e tessere relazioni umane e costruire rete, perché è l'unico modo per riuscire a sopravvivere anche dentro le nostre comunità cittadine. Ci siamo muovuti e abbiamo detto non possiamo lasciare che noi come colombiani, che alla fine siamo lavoratori, siamo inseriti in un tessuto friulano. Il problema della solitudine, perché sia chi delinque ma anche chi ci vive in un posto dove che ha dei problemi soffre della solitudine, credo che sia uno dei problemi principali. Se queste persone, chi è solo in un luogo deve essere informato che forse può dialogare con me. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Momentos vivan felices, el amor presente. Cantando voy para que me escuchen que en el tiempo de amor iba. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Ho appena lasciato la mia, numerosa, perché per tradizione ci troviamo sempre in tanti, e di povere le mogli. Allora io ringrazio Enrico Tonazzi per essere anche lui venuto oggi da noi, ma lo ringrazio soprattutto perché lui ha partecipato a un'edizione dell'aperitivo dadaista nell'era Fontanini cantando una canzone India Roma su una cosa che era tutte flappe. Quindi ritengo che in questo periodo di peste, di consumi, di consumi, dobbiamo avere un pensiero verso chi sta subendo guerre, violenze sociali, violenze economiche, violenze ambientali. Cuando la tarde languidece le nace la sombra.
portano in questura e poi a Cividale del Friuli, mi chiusero nella cella di sicurezza. A quelli che non dicono la verità, noi gli spariamo. Oggi per noi ghanesi soprattutto il 25 è una giornata importante dove quasi tutti siamo a casa con le famiglie. Perché mi senti sotto appunto giardine, per cose è tan grande che strondene di bande. La gigante tutte fatte cogliosamente non so ai che si ribagnano qualche cesso si senta non finisco con gli amini con cessuale che nostri figli alle sempre in verde ma sgroppato guai crevare la gigante tutte fatte cogliosamente non so ma che smetto di un guarniulo poi smetto dal queste storie da mio caro non le conti quasi ma e se questi costano tu solari su pattu solari su pattu Sono loro. Nel 2007 c'è stato il famoso delitto Novo Apex, il cittadino colombiano che fu ucciso da un algerino e che seminò il caos nella politica udinese. Ci furono 3 manifestazioni in protestazione, striscioni, slogan e un bel nutrito cordone di polizia che fermò anche me, che stavo riprendendo tutto, mi identificò, alla fine si scusarono dicendo credevamo che tu fossi un provocatore sudamericano. Allora, Sinceramente non è che vengo spesso Sull'Africa abbiamo circa 4.000 volumi qua, non sembrano ma ci sono, con musica e cinema e tutte le riviste che parlano d'Africa in Italia. Per trasferirci qui dalla Serie abbiamo scelto questo quartiere per aprire una finestra culturale, perché questo è un grande quartiere, molto vivace, che però da molti anni come dire, è stato messo un po' alla berlina per tutta una serie di questioni che voi sapete.